Oggi col Pasillo de Honor, lo spettacolo del Palatese con l'Arzignano, tutto schierato a salutare ed applaudire il Montello che è pronto a dare il via dopo il fischio. Si parte, 40 minuti di spettacolo assicurato con Edgar Bertoni e Taha Ibrahim nel quintetto di movimento, nel quartetto di movimento di mister Alessandro Donisi. Il tiro e il vantaggio di Leandrigno, 1 minuto 8 secondi, subito avanti il Montello capolista. Però l'Arzignano non starà a guardare, Zuccon l'ha puntata, subito la risposta, doppio intervento di Robazza. 10 vittorie, un pareggio, una sconfitta, palla per Ibrahim Taha, il tiro, bravo Marzotto, minuti da solito protagonista. Matteus la giocata ad uscire benissimo dalle linee difensive, Castrati, ma c'è il corpo di Robazza. Cerca di mettere sul secondo palo, viene fuori Marzotto, un contropiede Arzignano, Marzotto, il tiro di punta. Boina ha deciso di giocare il quarto di finale, metà semifinale. Robazza poi è subentrato in corso d'opera, Tumiati per Negro e ancora Robazza. E con quello che era il Griffo, grandi emozioni per lui, tornare per la Palatese, Matecassa Carvaglio. La tocca Epp, delle due squadre in campo che stanno affrontando per il primato nella prima giornata di ritorno. La giocata parte De Cristofaro, esce ancora Robazza con il movimento da centrale per Gasparella, fermato ma il pallone passa, ottima palla per Zuccon e ancora Robazza. Castrati, si accentra Castrati, il tiro, il pareggio di Gianluca Zuccon, trova il pari l'Arzignano, non è preciso qui Robazza che ha regalato soltanto 2 gol ma non ha mancato di regalare emozione. Ancora Zuccon, la doppietta spettacolare con il tocco morbido al bacio, un lob che lascia lì di stucco, non è un barbatrucco, è 2-1 Arzignano. Tutta schierata nell'area biancorossa, Coppe il tiro, Marzotto e poi Bertoni. Corner Montello con Bertoni dietro per Coppe, il pallone, gol del pareggio immediato del Montello. Una partita ricca di emozioni, la riprende Capitan Coppe. 10 va in doppia cifra, tutto da rifare. Castrati, Iabre, Capitan Iabre, nuovamente in vantaggio l'Arzignano. Si sono rotti tutti gli schemi difensivi, arriva Momi Iabre, non era al meglio. Sfila per Leandrino, il pallone sulla sinistra, Leandrino davanti alla patina arzignanese, cerca di accentrarsi, chiama in causa Coppe che scarica un tiro che esce di poco. Tumiati fermato, il contropiede con Leandrino dalla parte opposta del campo, Leandrino la finta per Bonazzo si divora scambia per Taha, Panziera per Taha, il tocco per Panziera, liberato, deve arretrare Matteus, il tocco per Leandrino, un rigore marcato da Iabre, Leandrino resta in piedi, il folletto numero 10 Trevigiano, sul secondo palo, il pallone per Bertoni, ci mette il petto, Bertoni dietro per Epp che scarica subito per Taha, il tiro, resta il pallone, bravissimo Marzotto a chiudere lo specchio con Zuccon che serve a sinistra Castrati solo, può avanzare dalla parte opposta per De Cristofaro, il tiro, il poker dell'Arzignano con la puntata precisa di Ciro De Cristofaro. I tifosi arzignanesi, Taha, Leandrino, Epp, il tiro di Epp, la testa poi di Bertoni, Ciso, rilancio di Matteus e con la testa, palla lunga per Taha, protegge Taha, fa partire Leandrino, Masi, Marzotto, De Carvaglio, protegge la sfera, non è uscita, serve per Tumiati, bravissimo Robazza, Toni fermato da Matteus che riparte veloce, Matteus, Zuccon, ancora Robazza, Leandrino sul fondo, su Coppe,
Coppe ora il tiro e ancora Marzotto che in casa conferma la sua forza. Coppe tra le palle di Marzotto, un raso a terra perfetto di Marco Marzotto che firma la cinquina arzignanese. E poi anche la sirena con il godimento finale andrà a trombare per la vittoria arzignanese. 5-2, l'Arzignano è la nuova regina della Serie C1.